Effettivamente oggi è una grande giornata di sport, è una grande giornata che da tempo non veniva così riproposta a Pieve di Soligo. Stavamo infatti pensando prima da quanti anni non vedevamo un'iniziativa e una gara di atletica organizzata proprio nel centro di Pieve di Soligo, tanto più che questa non è una gara di atletica qualsiasi, ma è un campionato italiano in tutte le sue forme e in tutte le sue caratteristiche. Speriamo sia l'inizio di un nuovo avvio, di un nuovo percorso e non resti un fatto così isolato, perché sarebbe veramente un peccato. Lo sforzo è stato importante, abbiamo 50 volontari disposti lungo il percorso, speriamo vada tutto bene e speriamo soprattutto che la gente, molti di questi vengono da fuori, si appassionino e ritornino in queste toste terre. Un traino per Pieve, nel senso lo sport cresce, siamo reduci già dalla settimana scorsa del Trofeo Dorigo internazionale, oggi nazionale e regionale, con circa 400-500 atleti che partecipano qui a Pieve, una splendida giornata, ci auguriamo che tutto si svolga nel migliore dei modi e ne siamo molto felici e orgogliosi. È stata lunga e anche abbastanza difficile da portare a compimento, ma con l'aiuto di tutti ce l'abbiamo fatta. Lunga perché questa gara doveva essere ancora nel 2020 e poi è stata annullata, doveva essere in origine a Ponte di Piave. L'amministrazione comunale, gentilissimi, avevano predisposto tutto per il 2021, soltanto che la Regione Veneto ha chiesto se tutta quell'area dove era predisposta per noi, area arrivo, post arrivo e via di seguito, poteva essere invece utilizzata come punto vaccinazione. A quel punto il sindaco non ha avuto dubbi, immagino, e quindi ha deciso per il punto vaccinazioni e quindi ci ha subito informato che non sarebbe stato possibile più organizzare a Ponte di Piave e si sono già resi disponibili per il 2022 in ogni caso. Nel frattempo non ce la sentivamo di dire alla federazione no, non organizziamo più per questo motivo, abbiamo detto prima di dire di no per il 2021 vediamo cosa fare e siamo riusciti a trovare la grande disponibilità da parte dell'amministrazione della città di Pieve di Soligo, che attraverso anche il consigliere regionale Villanova, che è qui di Pieve, il sindaco e l'assessore Negri si sono adoperati perché tutto potesse andare in porto e infatti oggi siamo qua sul campo di gara e ringrazio molto veramente tutta la macchina poi organizzativa, lo staff di Maratona di Treviso, dell'Atletica 3 Comuni Oderzo e di tutti quelli che si sono adoperati della Triveneto Run per far sì, perché poi in un mese non è che si possono fare tante cose, ma ce l'abbiamo fatta, siamo qua, aspettiamo gli atleti che corrano. Noi abbiamo fatto la nostra corsa, adesso tocca agli atleti.